Quello che vedete alle mie spalle all'interno di questa vetrina è il classico esempio di maestria veneta, nella fattispecie veneziana, perché è vetro soffiato da maestri artigiani di Murano. Sappiate che c'è una tecnica curiosa, si chiama sbruffi, è un mix di vari colori di vetro uniti quando il vetro è ancora caldo. Perché vi parliamo di tipicità del territorio? Perché vi parliamo di maestria? Perché il 22 ottobre in questa regione si terrà un voto importante legato all'autonomia, forse anche per preservare questa tipicità del territorio, questa bellezza, questa maestria. Seguite il nostro speciale. Lei cosa vota? Sicuramente voterò sì, orgoglioso di essere veneto e convinto che i veneti devono esprimersi su quella che è una richiesta che da sempre parte da questa regione: maggiore autonomia, maggiore responsabilità di gestire la cosa pubblica e maggiori risorse per poter dare migliori servizi. Una richiesta che da sempre il Veneto chiede allo Stato centrale, ma che lo Stato centrale non ha mai ascoltato. E quindi è il momento in cui i veneti, con questo referendum, potranno esprimere con forza, e spero anche andando a votare in massa, la loro convinzione che il Veneto può gestire in maniera migliore tanti servizi che ora lo Stato centrale molto spesso dà in maniera diversa tra regione e regione, senza pensare a quella che è la buona amministrazione. Perché sì? Perché sì, perché il Veneto penso abbia la potenzialità di dare una risposta diretta, più vicina al cittadino, però la Regione dovrà anche dare maggiori competenze al territorio, non può essere un centralismo regionale, però sono convinto che questo sì deve essere non solo il diritto al voto, ma un dovere in questo momento di tutti i veneti di presentarsi alle urne e di fare massa critica. Non è appunto un referendum di un partito o di una parte politica, questo è il referendum dei veneti e tutti i veneti devono prendersi la responsabilità di dare un segnale forte a Roma. I veneti andranno a votare? Questo sicuramente è la sfida principale. Io spero che in questo mese i veneti si convincano. Non c'è una posizione di astensionismo o di contrarietà, non possiamo dividerci. Molto spesso abbiamo visto che altre regioni hanno risultati diversi perché sono uniti, non sono divisi per appartenenza politica. Noi vogliamo dare un segnale forte e convincere i veneti che forse questo è veramente l'ultimo treno da prendere per dare un segnale forte, per dare potenzialità anche a quella che sarà la trattativa con Roma. E dopo? Sicuramente dopo è la fase importante, una fase importante che dovrà vedere quella che è una responsabilità che questo voto darà soprattutto al Presidente della Regione. Non potremo sicuramente pensare di contrapporci senza portare a casa poi dei risultati. Sarà il momento in cui il Veneto darà mandato pieno a quello che è la figura del Presidente della Regione, un mandato per andare a Roma e per far sì che quello che è già previsto in Costituzione, in base all'articolo 116 e 117, due articoli che prevedono la possibilità da parte delle regioni di chiedere maggiori competenze e di conseguenza anche quelle risorse finanziarie che poi incidono in quello che sarà appunto la necessità di gestire direttamente. Sarà qui la sfida, sarà la sfida soprattutto di una riforma anche organizzativa della regione. Non possiamo, come ho detto prima, pensare di avere un centralismo regionale. Dovremo vedere quali deleghe dare a quelle province che, dobbiamo ricordare, sono rimaste in Costituzione, quindi esistono, e soprattutto agli enti territoriali, soprattutto a quei servizi che potranno essere delegati al territorio, dare responsabilità ai sindaci, ma anche conseguenti risorse finanziarie. Quindi non accentrare a Roma. A Venezia quello che è appunto la gestione delle deleghe nazionali che saranno passate. Tra il sì e il no c'è una terza opzione che è quella dell'astensione, perché si tratta di un referendum
inutile, un po' farlocco, che fa immaginare che il giorno dopo il Veneto avrà più autonomia e più risorse. Non è vero nulla di tutto questo. Si vota su un articolo della Costituzione che già c'è grazie al centro-sinistra, perché la Lega a suo tempo votò contro a questo articolo della Costituzione, e quindi io invito i cittadini a non andare a votare, a non partecipare a questa votazione, perché si tratta sostanzialmente di un referendum inutile che non cambierà nulla per il Veneto. Oltretutto c'è il quorum in questo referendum, pertanto se non si dovesse raggiungere il 50% del quorum il referendum verrebbe dichiarato invalido. Ma non sono invalide le ragioni dell'autonomia. Io per esempio la settimana scorsa ho presentato una richiesta di maggiore autonomia in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Sono oltre 200 gli incidenti che ogni giorno accadono sui posti di lavoro del Veneto. Questa richiesta è stata approvata all'unanimità, quindi si può chiedere maggiore autonomia pur non partecipando al referendum, che è assolutamente inutile. Sono soldi buttati al vento, oltre 15 milioni di euro. I veneti andranno a votare? Ma se capiranno che dietro a questo referendum non c'è nulla, c'è solo la voglia di fare un po' di propaganda, secondo me staranno a casa, perché capiscono che non si possono buttare dalla finestra 15 milioni di euro che sarebbero stati utili per le famiglie più povere, per aumentare il trasporto pubblico locale, e non per un referendum che non consegnerà nulla in più al Veneto, perché già oggi il Veneto può richiedere maggiore autonomia allo Stato attraverso i meccanismi previsti dall'articolo 116 e 117 della Costituzione. Quindi il referendum in sé non aggiunge nulla. È assolutamente stato pensato solo per fare un po' di propaganda. Infatti grossa parte dei soldi, ma lo vediamo in questi giorni, sono spesi esattamente per questo, per la propaganda. Manifesti, striscioni lungo le spiagge che sono apparsi, tantissima pubblicità che invaderà le vostre cassette postali, tutti soldi spesi con le risorse di tutti i cittadini, quindi anche di quelli contrari al referendum. E credo che anche questo sia un esercizio assolutamente sbagliato della democrazia. E dopo? E dopo io credo che a prescindere di come andrà questo referendum non cambierà nulla. L'articolo 116 e 117 della Costituzione saranno in vigore anche se vincesse il no, anche se dovesse fallire il referendum. Dopo si può aprire un tavolo, esattamente come l'hanno fatto altre regioni. Penso all'Emilia Romagna, che ha aperto un tavolo in materia di autonomia senza passare attraverso il referendum, senza spendere 15 milioni di euro, anche perché qualsiasi ipotesi di maggiore autonomia, e io sono per l'autonomia, deve passare attraverso il Parlamento, quindi non può essere un motivo conflittuale, perché la maggiore autonomia per il Veneto la devono votare anche i parlamentari che sono di altre regioni. Allora è questo il punto essenziale che io mi auguro i cittadini del Veneto possano in qualche modo comprendere. Siamo di fronte a un referendum zero che non produrrà zero risultati. Vi invito quindi a non partecipare al voto e di continuare le vostre battaglie per maggiore autonomia per il Veneto.